il rammarico rimane, perché comunque non penso che meritavamo di perdere 3-1, perché è vero che abbiamo subito sul secondo tempo un po' la pressione, però se andiamo a analizzare i gol che abbiamo presi, insomma, il terzo su un'uscita, ma i primi due su una palla inattiva sui calcio d'angolo, sapevamo che erano bravi, ci hanno impedito tutta la partita e quindi potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza, però noi siamo una squadra che purtroppo abbiamo anche pochi cambi e quindi non riusciamo magari a cambiare la partita, però i ragazzi non possono rimproverare nulla. Abbiamo fatto un grande primo tempo dove abbiamo avuto qualche palla per poter fare qualche altro gol. Ripeto, sapevamo di incontrare una signora squadra che ha ambizioni diverse da noi, però ripeto, il rammarico che a me dispiace che non è la prima volta, io non critico nessuno, però subire certi atteggiamenti in campo, dovrei dire quello che ho sentito, però insomma, mi dispiace perché ho preso gol su una punizione che era a favore nostro, su un'interruzione su un mio attaccante lanciato a rete e su quel ribaltamento di gioco prendo la punizione al limite dell'area. Se devo perdere preferisco perdere in altro modo, non perché diciamo sugli errori di valutazione nette. Dalle immagini penso che si vedrà che c'è un calcio di rigore netto a favore nostro sul 2-1, però questo nulla toglierà al Misilmeri, che ha dimostrato di essere una signora squadra ben allenata, che fa un bel calcio per l'eccellenza, però dispiace perché veniamo da un periodo dove raccogliamo poco, anche non meritando, perché anche a Casteldaccia non meritavamo di perdere, domenica pur non giocando bene abbiamo avuto delle occasioni, quindi stiamo raccogliendo in questo mese pochissimo e mi dispiace perché è una squadra giovane e devo lavorare sul morale, però va bene così e noi sappiamo qual è il nostro campionato e da martedì si comincia a lavorare. Il giro di ritorno, come sappiamo tutti, i campionati diventano tutt'altro perché molte squadre vanno sul mercato, quindi noi naturalmente siamo una realtà piccola e possiamo muoversi in determinate circostanze, però penso che se non ci muoviamo è dura, perché siamo una buona squadra, però quando caliamo un po' di intensità abbiamo bisogno di qualche altro cambio e in questo momento siamo pochi, perché i ragazzi che ho in panchina alcuni devono fare un percorso di crescita. Quindi, con la società ne abbiamo parlato, ora aspettiamo il 1° dicembre e poi vediamo come intervenire. Per la squadra che siamo non possiamo né cambiare atteggiamento, è normale che sono squadre che con noi non hanno niente a che vedere e poi lo dirà il campo, però ripeto anche oggi, numeri alla mano, doveva essere una partita scontata e non lo è stata. Ripeto, se non ci sono certi episodi io credo che difficilmente la perdiamo, però perché ripeto, nulla togliendo al Misilmeri, il nostro portiere comunque non ha fatto una parata sua azione, ci hanno impedito sugli esterni, sulle palle inattive, però poi che sapevamo che anche era una loro forza. È vero che noi l'abbiamo aspettato un po' troppo, però ripeto, il 2-1 nasce da un errore madornale, un doppio errore, perché c'è il fallo poi su Rappa, sulla palla persa, il fallo inesistente su Gaston, perché una leggera spinta non ne ha fischiate 200. Ora io non voglio colpevolizzare l'arbitro, però ci sono stati degli errori, sembrava che non potevamo superare più la metà campo e questo mi dà fastidio perché io rispetto tutti, metto in preventivo che tutti possiamo sbagliare, ma l'errore di atteggiamento non va bene. Ci sono stati degli atteggiamenti e del modo di porsi con i giocatori che non mi sono piaciuti. Il rispetto deve essere alla base.